e strumenti ancora diversi. Arriva la rappresentanza di Serargius, 2 coppie. Io non ho ben capito oggi quanto e come le coppie che salgono su questo palco rappresentino solo i loro paesi di provenienza o anche l'associazione alla quale appartengono. Però penso che non faccia male dire che voi venite da Serargius e che fate parte dell'associazione Fedora Puzzu, che è un'associazione molto seria, molto apprezzata. Mi dispiace avere solo 4 componenti, perché ci fosse tutto il gruppo al completo avremmo visto, come per Gonnesa, tantissime varietà di colori e fogge di costumi molto interessanti, perché Serargius è un grosso centro che ha mantenuto molto per quanto riguarda l'abbigliamento tradizionale. Avete la fortuna, insomma, di aver trovato anche delle fonti, avete anche la capacità e la bravura di volervi impegnare seriamente in questo recupero. Con Serargius abbiamo ritorniamo al ballo campidanese, e abbiamo un suonatore di launeddas, il Fisio Zuddas, che li accompagnerà appunto nel loro ballo selargino, e così, insomma, abbiamo modo di sentire musica diversa di questo strumento che ci rappresenta nel mondo. Quando si pensa alla musica sarda, io penso che prevalentemente al ballo si pensi al cantatenore e alle launeddas. Una bella evoluzione di uno strumento nato da un materiale molto semplice, no? Detto in maniera molto brutale dai pezzi di canna, che però diventano un'orchestra che produce una musica meravigliosa, e tra l'altro quei pezzi di canna si sono perfezionati. A voi le 2 coppie di Serargius, accompagnate dai Fisio Zuddas.
Bravi, bravi a chi ha ballato, bravo al suonatore di Launeddas, è stato veramente molto piacevole vedervi e ascoltarvi. Anche a voi il ricordo consegnato sia al suonatore che ai danzatori in ricordo di questa serata. Io ne approfitto anche da parte dei componenti del gruppo di Gonnesa di porgere il saluto e il ringraziamento ad Ansel Caviddu, che è l'assessore alla cultura del comune di Gonnesa. Mi hanno detto che è presente qui, per cui insomma saluto da parte dei componenti dell'associazione. Grazie a Selargis. E adesso ritorniamo in provincia di Oristano.